Ben ritrovati dalla redazione. Un 33enne di Capodistri è finito in carcere nei giorni scorsi dopo essersi reso responsabile di una raffica di reati iniziati nell'estate dell'anno scorso. Si va da reati in materia di sostanze stupefacenti a violenze e lesioni nei confronti di minorenni. La polizia di Capodistria scrive chiaramente che disoccupato si guadagna da vivere spacciando ed è tossicodipendente. Il 29 giugno 2024, quando abusa di una ragazza minorenne dopo averle fatto ingerire una pastiglia di ecstasy, cerca di approfittare di lei in virtù dell'alterazione del suo stato psicofisico, oltre ad averle offerto di fumare della marijuana. Qui è scattata la prima indagine su di lui per violenza sessuale, ma la storia è molto lunga e articolata. Cambiamo argomento. La rotta balcanica è diventata un business per tutti, una tratta di esseri umani che aveva fruttato i trafficanti almeno 300.000 euro è stata interrotta grazie a Turkish Shuttle, vasta operazione di polizia giudiziaria coordinata dal procuratore facente funzioni Federico Frezza, che ha portato all'arresto di 11 passeur di nazionalità turca, al sequestro di una decina di autovetture e la denuncia di oltre 40 soggetti entrati illegalmente in Italia. La Regione Friuli Venezia Giulia lavora su 3 filoni. Il primo è la presentazione di una norma di legge con cui si potrà intervenire sulle spese legali a favore di soggetti del mondo del volontariato di protezione civile, ma anche dei sindaci in caso di soccombenza. Il secondo riguarda l'intervento di stralcio del decreto 81-2008, l'ultimo che non è di competenza dell'amministrazione ma che si condivide, riguarda l'intenzione annunciata dal Ministro della Giustizia Nordio agli Stati Generali della Protezione Civile di modifica del diritto penale con la revisione del concetto di responsabilità e colpa per gli operatori di sicurezza, forze di polizia e volontari della Protezione Civile. Lo ha affermato l'assessore FVG alla Protezione Civile Riccardi, intervenuto al termine di una convocazione straordinaria dei sindaci del Friuli Venezia Giulia, dei coordinatori dei gruppi comunali e dei presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile per illustrare le iniziative di supporto ai volontari e per incidere anche retroattivamente sul caso del sindaco di Preone rinviato a giudizio per omicidio colposo per la morte di un volontario della protezione civile. Con il brand Io sono FVG la Regione continua a sostenere sia le principali realtà professionistiche del territorio sia manifestazioni molto partecipate come la Muia Longa sul Mar. In questo modo si fa conoscere Trieste e il Friuli Venezia Giulia a livello nazionale e internazionale e si favoriscono la pratica sportiva fondamentale per mantenersi in buona salute. Lo ha affermato a Muggia l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti nel corso della presentazione dell'edizione 2025 della Muielonga sul Mar. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo in prevalenza variabile su pianura e costa, nuvoloso sulla zona montana, possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili su pianura e costa e fino al mattino sulla zona montana nel pomeriggio sera. Temperature minime in pianura fra 11 e 14 gradi, sulla costa fra 13 e 16, le massime in pianura fra 20 e 23 e sulla costa fra 18 e 21 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. È tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.